Buongiorno e benvenuti a questa edizione di Focus TG, come sempre in diretta su Rete Veneta con tutte le notizie e gli aggiornamenti su quanto sta accadendo in Veneto. Diamo in apertura di questa edizione uno sguardo anche a ciò che pubblicano le edizioni online dei quotidiani locali, a partire dalla rapina che si è verificata al Valle Center di Marcon. Questa è la nuova Venezia, rapina alla gioielleria del Valle Center, i banditi hanno perso una ricetrasmittente, ecco l'indizio che può incastrarli. L'apparecchio, scrive la nuova Venezia, è stato trovato nel punto vendita gioielli di Valenza a Marconi. I carabinieri cercheranno di estrarre il DNA di uno dei rapinatori. Quindi una notizia molto importante per quello che riguarda le indagini di questa rapina. Un'altra notizia invece ce la dà il Gazzettino. Qui siamo a Treviso, ladri svaligiano la casa dei vicini del ministro Nordio, si arrampicano fino al terzo piano e poi escono per le scale. Un'altra notizia invece ve la diamo noi da Padova, perché mentre continua l'indagine per far luce sulla cooperativa di Vigonza indagata per caporalato ed estorsione, 177 lavoratori sono rimasti a casa. L'avvocato della cooperativa chiede il dissequestro. Il sequestro finalizzato alla confisca della sede della cooperativa Solidalia, finita nel mirino di un'indagine della squadra mobile di Padova che vede indagato il precedente presidente per violazione di norme in materia di immigrazione, caporalato ed estorsione, sta avendo ripercussioni sui dipendenti regolari della cooperativa. 177 persone sono rimaste a casa dopo il provvedimento. Si tratta di 105 dipendenti e una settantina di addetti a lavori di pubblica utilità. L'avvocato Carlo Bermone, che tutela l'attuale presidente della cooperativa che ha sede a Vigonza e che dispone di una sede operativa a Pianiga e di un'unità locale nel carcere di Rovigo, ha chiesto il dissequestro e il riesame del provvedimento. L'indagine era partita dopo che la polizia aveva fermato un tunisino rientrato in Italia dopo una prima espulsione del 2019 e che risultava assunto nella cooperativa di Vigonza. 19 poi richiedenti asilo del Mali, del Burkina Faso, del Senegal, della Costa d'Avorio e della Guinea, che sarebbero stati fatti lavorare in modo totalmente gratuito dopo aver firmato un patto formativo di lavoro volontario, sottoposti a continuo ricatto. Se non avessero lavorato non avrebbero infatti ottenuto il permesso di soggiorno. Negli alloggi riscontrate carenze igienico-sanitarie, violate anche le norme relative ai luoghi di lavoro. E Vicenza in questo periodo sta subendo un'escalation di aggressioni, furti e rapine. Oggi i commercianti di Via Lanza hanno chiesto un incontro al sindaco Possamai per risolvere il problema dello spaccio, del degrado e della violenza, una situazione che definiscono oramai insostenibile. Noi ci colleghiamo immediatamente in diretta con Carlo Alberto Inghilleri da Vicenza per noi. A te la linea, Carlo. Sì, buongiorno Filippo, buongiorno a tutti i telespettatori. Ci troviamo in questo momento a Palazzo Trissino, il municipio di Vicenza, con questo gruppo di commercianti di Via Lanza che denunciano appunto spaccio di droga, aggressioni, vari reati che accadono in tutta la città, un po' in tutti i quartieri. C'è un'escalation, ma in particolare nella loro zona dicono la situazione ormai è diventata insostenibile, vero Matteo Borboni? Sì, buongiorno a tutti. Sì, la situazione da un anno a questa parte è diventata veramente insostenibile, nel senso che ci sono problematiche di ordine pubblico secondo me importanti, causate dall'apertura di un esercizio pubblico avvenuto un anno fa. E si creano degli assembramenti veramente importanti il sabato e la domenica che causano il blocco del traffico e poi problematiche di spaccio e aggressioni e violenza di vario genere. È la cosa insostenibile, nel senso che noi che stiamo lavorando da una vita per i nostri locali, vedere una zona rovinata in questo modo è veramente deprimente. Avete sentito, è deprimente la situazione. Tra l'altro c'è un'escalation un po' in tutta la città in questo momento, no? Sì, quello sì, però diciamo che il problema più grande della zona, oltre allo spaccio che è continuativo sia di giorno che di sera, il problema è questi assemblamenti che si vengono a creare, che si formano gruppi di addirittura di 30-40 persone che sinceramente anche quando si chiama le forze dell'ordine fanno anche un po' fatica a intervenire perché sono troppe persone. Sono tanti e quindi ingestibili, sono persone ubriache, persone violente, persone che non hanno remora di niente, nel senso che si comportano anche mancando di rispetto ai frequentatori degli altri negozi, degli altri locali.
Temete di dover chiudere se i clienti incominciano a non venire più nella vostra zona? Cioè, senz'altro, perché ad esempio dei locali, di vicini, loro sono costretti a chiudere prima perché la cosa è ingestibile e anche perché i clienti hanno paura comunque in ogni caso, e questo è il problema. Quindi si risolve abbassando le serrande prima dell'orario, prima del previsto. Ecco, la situazione però è un po' in tutta la città è diventata intollerabile sia per i cittadini che per i commercianti. C'è stata un'escalation di furti, di rapine, e allora vediamo insieme nel prossimo servizio qual è la situazione dell'ultima settimana, degli ultimi giorni a Vicenza. Altre 2 aggressioni a scopo di rapina in città nel fine settimana appena concluso. Una escalation inquietante per Vicenza che dall'inizio del mese di febbraio registra almeno una decina di casi denunciati alla questura. Le zone sono quelle del centro storico, ma anche nei quartieri della prima cintura. Le dinamiche molto simili, anche se variano gli autori: baby gang, tossicodipendenti o extracomunitari. Un terzetto di nordafricani sembra essere il protagonista ricorrente più spesso tra gli ultimi episodi. Scelgono le loro vittime negli orari serali per rubare pochi spiccioli e i cellulari, senza contare i furti e le spaccate come quelli avvenuti in Piazza Castello ai danni di 2 negozi dello stesso proprietario. Le ultime aggressioni avvenute sabato notte sono accadute in Viale Verona, nei pressi del cavalca ferrovia verso i Ferrovieri, dove un 57enne vicentino si è salvato all'uscita da un ristorante dopo le 21 da 2 malviventi di circa 30 anni dalla pelle scura che lo hanno minacciato con un coltello. Il vicentino si è infatti servito di quanto imparato in un corso di autodifesa per mettere in fuga gli aggressori. 2 episodi distinti invece quelli avvenuti in Viale Trento. Un uomo è stato derubato dopo aver fatto un prelievo al bancomat verso le 23 di sabato da 2 soggetti che lo hanno stordito con spray al peperoncino. Un altro soggetto ha fatto irruzione in un bar sanguinante dichiarando di essere stato ferito da alcuni sconosciuti, crollando infine a terra. Su questo le indagini sono ancora in corso. La ferita è stata provocata da un'arma da taglio, probabilmente lo stesso coltello in possesso dell'uomo che era ubriaco al momento dei fatti, come hanno accertato gli agenti delle volanti prontamente intervenuti. Ecco, avete sentito, questa è la situazione degli ultimi giorni, delle ultime ore, una escalation di furti, di rapine, di aggressioni. Per questo i commercianti lanciano l'SOS. In questo caso questo gruppo di commercianti di Via Lanza adesso è pronto, appena abbiamo finito questa diretta, questo collegamento, a salire su dal sindaco a portare le vostre istanze, il vostro appello. Sì. Cosa gli direte? Noi presentiamo le nostre problematiche al sindaco e gli chiediamo aiuto perché se non si risolve sarà un po' problema per noi commercianti, perché cominciamo ad avere anche problemi di lavoro comunque, e speriamo bene. Nel sindaco mi sembra anche ben disposto, tra l'altro, quindi bisogna vedere poi dopo che tipo di provvedimenti riuscirà ad adottare o a portare anche sul tavolo del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, perché il problema, come dicevamo, è diffuso in tutta la città, con 6 rapine negli ultimi 9 giorni, senza toccare anche le spaccate, e allora lì c'è veramente un problema di degrado diffuso. Nel vostro caso che cosa chiederete al sindaco? La cosa che noi chiediamo è una cosa più ampio raggio, nel senso che secondo me il rilascio delle licenze pubbliche è una cosa importante, non possono essere date a chiunque, perché una licenza pubblica data in mano a delle persone sbagliate sono delle bombe dell'orologeria, e questo noi lo stiamo vivendo in prima persona in Via Lanza. Però in questo caso si sta parlando di locali che vengono poi frequentati da personaggi che possono creare anche dei problemi. Gli esercenti però possono anche dire non è colpa nostra, il problema è proprio forse anche di controllo di ordine pubblico anche sulle strade, sulle piazze, e da questo punto di vista il sindaco forse vi potrà dare una mano. Per questo vi facciamo un grande in bocca al lupo. Direi che da Vicenza per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Carlo Alberto Inghileri, in collegamento in diretta da Vicenza con la collaborazione tecnica di Simone Squarcina. Naturalmente vi daremo notizia su come è andato l'incontro di questa mattina di questi commercianti con il sindaco. Tra poco ci collegheremo sempre per quello che riguarda l'allarme sicurezza nella nostra regione, anche con il Trevigiano, per raccontarvi di una serie di rapine in casa. Prima però vi raccontiamo un'altra storia drammatica, questa volta di prostituzione
prostituzione minorile venuta a galla grazie al coraggio di una mamma padovana che ha denunciato tutto dopo aver scoperto i messaggi degli uomini che contattavano sua figlia minorenne. La figlia si offriva loro per racimolare dei soldi. Hanno consumato rapporti sessuali con una quindicenne che aveva pubblicato un annuncio in un sito di incontri. Ora 10 uomini andranno a processo per prostituzione minorile e rischiano da 6 a 12 anni di carcere. La storia risale al 2021, quando una mamma scopre sul telefonino della figlia messaggi che fanno riferimento ad un annuncio che offre prestazioni sessuali in cambio di denaro. La ragazzina, che aveva avuto problemi di abuso di alcol e droga, una volta era stata ritrovata in coma etilico, offriva il suo corpo ai clienti, nonostante il suo viso da adolescente aveva sempre assicurato di essere maggiorenne. Circa una trentina gli uomini identificati attraverso i numeri di telefono che avevano risposto al suo annuncio, ma alla fine ne sono stati indagati 10, quelli che avevano effettivamente consumato il rapporto sessuale. Si tratta di 5 padovani residenti in città e provincia e 5 stranieri. Hanno tra i 21 e i 50 anni, hanno pagato la minorenne 100 euro a prestazione che veniva consumata in un alberghetto vicino al cavalcavia Borgomagno a Padova oppure in auto. La ragazza, che ora ha 17 anni, si trova in una comunità protetta. E rimaniamo a Padova perché prosegue la lotta allo spaccio da parte delle forze dell'ordine. Gli agenti della questura nelle ultime ore hanno arrestato 2 giovani spacciatori. 2 spacciatori arrestati, la loro base operativa individuata. È il bilancio di un'operazione della squadra mobile di Padova contro il traffico di droga. Da alcuni giorni gli investigatori avevano individuato un appartamento all'Arcella come possibile covo di alcuni spacciatori tunisini. 2 giorni di appostamento per cogliere il momento più opportuno, quindi l'intervento che ha visto l'arresto di un primo tunisino, da pochi mesi maggiorenne, irregolare in Italia. Solo 3 mesi fa gli stessi poliziotti lo avevano arrestato mentre vendeva 2 dosi di cocaina e avevano scoperto che aveva già scontato una condanna a 7 mesi di carcere per attività di spaccio commessa da minorenne. E quando gli agenti l'hanno bloccato, il giovane ha tentato di ingoiare un involucro, ma non ci è riuscito. Conteneva 11 dosi di cocaina che gli avrebbero fruttato in un paio d'ore oltre 500 euro. In tasca aveva anche un paio di grammi di hashish e altre banconote e le chiavi dell'appartamento dell'Arcella. Nel comodino un coltello sporco di hashish, un bilancino e 1200 euro. Sicuramente l'incasso dello spaccio di questi giorni. Per lui arresto, processo per direttissima e condanna a 1 anno di carcere. Inoltre, proprio nel momento in cui sono entrati nell'alloggio, gli investigatori hanno sorpreso un secondo giovane tunisino, anche lui irregolare e maggiorenne da pochi mesi. Già noto per essere uno spacciatore di zona, più volte fermato e trovato in possesso di droga. Non aveva nulla addosso, ma a suo carico pendeva una cattura per una condanna a 1 mese di reclusione relativa a spaccio di droga quando era minorenne. Anche per lui arresto e carcere, dove sconterà la pena. Dunque siamo partiti con l'allarme criminalità a Vicenza, abbiamo visto com'è la situazione a Padova, adesso ci trasferiamo nel Trevigiano dove è in collegamento per noi Christian Arboite per raccontarci delle rapine che si sono effettuate in delle abitazioni private, vero Christian? Verissimo Filippo, ci risiamo ancora una volta, questa volta a Fontanellette, una frazione di Fontanelle. Noi ci troviamo nella piazza centrale di Fontanelle, la frazione è qui poco distante. I fatti risalgono a sabato sera alle 21:30, quando dei delinquenti sono entrati in azione in alcune abitazioni, di fatto nel centro della frazione. Prima hanno visitato un'abitazione che era vuota, non c'erano i proprietari, l'hanno messa sottosopra, hanno portato via degli effetti personali e poi si sono diretti in questa abitazione dove all'interno c'erano invece i proprietari, madre e figlio, che se li sono ritrovati davanti, quindi tre soggetti travisati, quindi non riconoscibili in volto, che per l'appunto si sono rivolti prima alla madre e poi al figlio. In che termini ce lo racconta il sindaco Maurina Sessolo, che questa mattina ha fatto visita a questa famiglia. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. Sì, questa mattina ho fatto visita a quelle famiglie che hanno avuto la sventura di trovarsi in casa appunto questi ladri. È un borghetto appunto dove ci sono più famiglie, più parenti, e questi ladri hanno fatto ingresso in 2 di queste famiglie. In una fortunatamente non c'era nessuno e quindi
quindi hanno rovistato e trovato qualcosa. Nella seconda invece in casa c'erano la madre ed il figlio e lì se li sono trovati nella camera da letto, erano appunto, come diceva lei, erano in 3, ovviamente coperti, incappucciati, e li hanno intimati quindi a stare tranquilli, a non preoccuparsi, hanno rovistato e chiesto ovviamente che gli venisse consegnato quello che avevano in casa di prezioso e poi se ne sono andati per la stessa via, la stessa finestra per la quale erano entrati. Ecco, uno in particolare sventolava in aria un'arma e questo è un particolare non da poco. Infatti la cosa brutta e che un po' ha scosso e sta scuotendo il paese è che appunto si parla di armi, quindi che uno di questi 3 che ha fatto irruzione sventolasse proprio un'arma. Ovviamente non si è capito se fosse un'arma vera o comunque un'arma giocattolo, ma ecco, hanno comunque cercato di tranquillizzare sia la madre che il figlio e di non agitarsi, ecco, di non preoccuparsi. Quindi consegnato il tutto se ne sono andati. Hanno detto di fatto state buoni, se state buoni, insomma, esatto, non succede niente. Non succede assolutamente nulla e così è stato, così assolutamente è stato. Quindi non c'è stata nessuna colluttazione? Assolutamente no, assolutamente nulla di tutto ciò, solo questa arma finta, vera, non si sa, sventolata, ma nient'altro, e li hanno proprio più e più volte rassicurati che non sarebbe successo nulla. Si è capito il bottino? Qual è il bottino? No, hanno portato via dei preziosi e degli effetti personali, però non so assolutamente di quanto. Senta sindaco, di furti, di escalation di furti parliamo da settimane, è un fenomeno che riguarda anche l'O.P. Tergino Mottense, ma questa è una modalità che alza un po' anche il livello di allerta. Sì, in effetti in questo periodo, come lo è stato magari qualche mese fa, ottobre, settembre-ottobre, è un periodo nel quale si sentono appunto questi avvenimenti, furti nelle case e soprattutto proprio in orari anche un po' più strani, quindi dall'imbrunire fino alle 9:30, magari come 21:30 come è avvenuto questo. Questo fa più scalpore e soprattutto agita un po' di più proprio perché c'è questo appunto uso, ecco, se vogliamo, di quest'arma, insomma, ecco, vera o meno. Quello che mi sento di dire è che dobbiamo sempre di più stare attenti, aiutarci, quindi solidarietà massima tra vicini, tra persone, e tutto ciò che ci sembra un po' strano, che esula dalla normalità, quindi macchine, persone un po' strane, non conosciute, ecco, avvisare e denunciare il comando che abbiamo qui in paese fortunatamente, che è sempre attivo, sempre disponibile e che devo dire anche sta monitorando e sorvegliando molto il paese. Il comune che purtroppo ad oggi non ha delle telecamere, ma che come amministrazione stiamo provvedendo. Infatti insieme al comune di Porto Buffolè di Mansuè, con i quali siamo convenzionati anche per il servizio di polizia urbana, stiamo proprio vedendo in questi giorni proprio stiamo vedendo di fare una progettualità proprio per inserire questo servizio di telecamere di sorveglianza e di lettura targhe agli ingressi del paese, proprio per avere una sicurezza in più tutti quanti come comune, come cittadini. Insomma, state correndo giustamente ai ripari, visto che il fenomeno c'è e ve lo stiamo raccontando. Grazie davvero alla sindaca di Fontanelle Maurina Se. Solo con Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. Filippo, ti restituisco la linea. Grazie a Christian Arboit in diretta da Fontanelle. Rimaniamo nel Trevigiano perché la Guardia di Finanza di Treviso ha scoperto un odontoiatra con studio medico nella provincia di Treviso che durante gli anni che vanno dal 2017 al 2022 non ha dichiarato compensi per 408.000 euro, contabilizzando anche costi indeducibili per 285.000 euro, per una evasione fiscale complessiva, pensate, di 700.000 euro. A Santa Giustina in Colle invece un automobilista era uscito con la sua macchina di strada causando gravi danni al patrimonio pubblico. Ora il responsabile è stato rintracciato dagli agenti della Federazione del Campo San Pierese e dovrà pagare una multa particolarmente salata, 10.000 euro. In un colpo solo era riuscito a danneggiare il marciapiede, abbattere un palo con le telecamere di videosorveglianza del comune e distruggere la relativa centralina, conto totale dei danni circa 10.000 euro. Li dovrà ripagare tutti il cittadino romeno che la scorsa settimana alle 4 del mattino era uscito di strada da solo con la sua auto rossa mentre andava al lavoro in via Commerciale a Santa Giustina in Colle. A segnalare i danni gli agenti della polizia locale e della Federazione del Campo San
Sampierese erano stati il giorno dopo alcuni residenti. Incrociando le immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private, complici segni rossi ben visibili sul muretto di recinzione, il cerchio si è ristretto su questa Fiat Grande Punto. Il proprietario, che ha ammesso le sue responsabilità, sarà adesso costretto a ripagare tutti i danni. E invece i carabinieri di Chioggia, ci siamo evidentemente spostati in provincia di Venezia, hanno elevato una sanzione amministrativa di 1.500 euro al titolare di un centro di depurazione e spedizione molluschi dopo aver accertato la presenza all'interno della struttura di 1.500 kg tra vongole e ostriche suddivise in sacchi prive di documentazione relativa alla tracciabilità. Il prodotto del valore commerciale di circa 8.200 euro è stato sequestrato e smaltito presso un apposito stabilimento. E ora ci spostiamo invece sull'altopiano di Asiago per farvi vedere le immagini che hanno subito fatto il giro del web. Un lupo fra le case di Asiago a 2 passi dall'aeroporto. Una cosa è vedere il risultato dell'attacco di un branco di lupi a un bovino o a un asino, come succede molto spesso in altopiano. Altra cosa è vedersi passare un lupo a 2 metri dalla macchina in mezzo alle case. È accaduto la scorsa notte ad Asiago, a pochi passi dall'aeroporto altopianese, dove un automobilista che stava rincasando si è trovato di fronte a un esemplare che passeggiava letteralmente fra le case. L'avvistamento, molto raro data l'ora e il luogo, è avvenuto dove via Rigoni di Sotto imbocca via Val Giardini, una zona abitata con tante villette e pure un bar. Ma questo dettaglio non sembra spaventare l'animale, che passa a favor di camera, osserva l'automobilista per capire se sia una minaccia e va per la sua strada perdendosi nella notte. Il video ha fatto subito il giro dell'altopiano, dove la presenza dei lupi è ormai mal sopportata da residenti e allevatori, che devono fare i conti con continue predazioni anche di animali domestici. E a causa del maltempo è stata interrotta nella notte la statale 350 di Folgaria che collega Trentino e Veneto. La carreggiata è stata chiusa al traffico per uno smottamento al chilometro 26 in località Busatti. Il transito, segnala il comune di Lavarone, è completamente interrotto e per raggiungere l'Alpe Cimbra dalla Valdastico è necessario procedere in direzione Tonezza o per Asiago. Noi rimaniamo in montagna per parlare delle Olimpiadi di Milano Cortina. Come sapete c'è una protesta da parte degli ambientalisti per le conseguenze dei lavori sulla nuova pista da bob, una protesta che è arrivata anche a Venezia sul Canal Grande. Andiamo un po' divertente per raccogliere in realtà pensieri, proposte. L'attacco è diretto, Zaia peggio di Vaia si legge sugli striscioni e preannuncia una stagione di proteste, ricorsi e controricorsi quando mancano esattamente 2 anni alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 a infiammare il fronte ambientalista, l'ok alla pista da bob, oltre 100 milioni di euro per quella che lo stesso ministro allo sport Abodi ha definito una corsa contro il tempo. Il bob è uno sport che praticano 35 persone, per cui è anche una questione di per chi vengono spesi questi soldi, per pochissime persone appunto, e per noi è anche una questione quindi di giustizia sociale. Le Olimpiadi appunto sono l'alibi perfetto per portare avanti, specialmente a livello di consumo di suolo, quei progetti che da anni sono rimasti nel cassetto perché la Commissione VAS, perché tutte quei minimi forme di controllo che abbiamo a livello ambientale non le facevano passare. La crisi climatica, che di solito viene trattata come un qualcosa di estremamente astratto, in realtà è estremamente radicato nei nostri territori. Parte dai nostri territori con opere che infrangono tutte le leggi e i limiti alla cementificazione, per esempio qua in Veneto. Con le sigle ambientaliste davanti a Palazzo Grandi Stazioni, anche buona parte dell'opposizione con la partita che da politica rischia di diventare legale giudiziaria. La cosa vergognosa e scandalosa è che si buttino via delle risorse pubbliche per fare una pista da bob che non sarà mai consegnata nei termini utili per poter svolgere le gare. Quindi queste Olimpiadi si trasformeranno in un inno allo spreco di risorse pubbliche. Ritengo che il Comitato Olimpico Internazionale dovrebbe prendere una posizione ancora più decisa, perché se rischiamo di consegnare in ritardo la pista e quindi di non farla per le Olimpiadi, qui si tratterebbe di un vero danno erariale.
Allora adesso ci colleghiamo in diretta con Pove del Grappa, dove si trova per noi Alex Iuliano, perché proseguono i problemi legati alla chiusura della Valsugana, ma per tutti i dettagli ci colleghiamo in diretta con Alex Iuliano. Buongiorno Alex. Un buongiorno a te Filippo, un buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dici bene, perché insomma si comincia a intravedere una luce in fondo al tunnel, perché i lavori comunque procedono e la riapertura della Valsugana è comunque un obiettivo a portata di mano, ma veniamo da un periodo sicuramente complicato. Siamo in compagnia del sindaco di Pove del Grappa, Francesco Dal Monte, perché sindaco, lei ha usato un'espressione forte nei primi giorni, nelle prime settimane di chiusura. Ha detto per i paesi della Valsugana è quasi come un secondo lockdown. Le ripercussioni, oltre che sul traffico, ci sono state in maniera importante anche per l'economia del posto. Sicuramente l'economia ne ha sofferto. Adesso con la nuova ordinanza che il Comune di Valbrenta ha emesso, un po' chiaramente di mitigazione del problema c'è stato, e ringrazio il Comune di Valbrenta che ha recepito il nostro grido d'allarme di tutti i commercianti e ha mitigato un po' il problema. È chiaro che adesso per fortuna i lavori stanno andando, visto, in maniera molto spedita, e quindi i tempi che ci hanno garantito spero che li mantengano, e quindi adesso attendiamo i primi di marzo appunto per ridare respiro definitivo a questa valle. Questo è il paese di Pove del Grappa. Ecco, in molti si chiedono, molti esercenti, se ci sarà la possibilità di chiedere dei ristori, dei sussidi. Qui la situazione qual è? Che gli enti interessati al crollo e alla frana sono tutti fuorché comunali, e noi le ripercussioni le abbiamo avute indirette, quindi se qualcuno ha intenzione di dare ristori devono essere gli enti interessati, quindi che possono essere lo Stato piuttosto che no, neanche la Regione, perché effettivamente non è interessata neanche lei come sede, Ferrovie piuttosto che chi effettivamente è interessato nella zona della frana. Il sindaco ha parlato di ferrovie e è notizia che il tratto appunto che attraversa proprio questa zona rischia di restare chiuso addirittura per 15 mesi. Si stanno valutando soluzioni alternative, soluzioni di tampone, ma se da una parte c'è un sorriso, quello della riapertura prossima a inizio marzo della Valsugana, dall'altro il problema della ferrovia che tipo di ripercussioni avrebbe sul territorio, un problema trascinato così a lungo? Immagino che il problema sia soprattutto per i pendolari, immagino anche studenti in particolare. Ferrovia so che si sono attrezzati per corse sostitutive, e il fatto che duri tanto tempo è chiaro che è un problema, ma a questo punto questo faro si è acceso su tutta la Valsugana e speriamo che sia davvero è arrivato il momento per dare un ammodernamento su tutte le linee ferroviarie, stradali eccetera, la Valsugana. Ecco, questa chiaramente è stata evitata la tragedia quando c'è stata la frana, non ci sono state per fortuna vittime, ma questo episodio, volendola vedere in maniera fredda, potrebbe essere l'occasione da non perdere per provare a risolvere l'annoso problema della Valsugana. Si sono accelerati tutti i tavoli che c'erano, e quindi anche quelli ANAS / regionali, e quindi sicuramente dobbiamo cogliere l'occasione nella sfortuna di sfruttare questo momento appunto per portare a termine tutti i progetti che ci sono, ma che fondamentalmente sono congelati da chissà quanti anni. Ecco, una piccola nota alla fine di questo collegamento. Noi siamo qui lungo la Valsugana e in questi 15 minuti che abbiamo allestito il tutto, sono diversi i camion che addirittura hanno fatto retromarcia e inversione e sono tornati indietro perché non sapevano ancora della chiusura della Valsugana, appunto camion soprattutto provenienti dall'est. Quindi i problemi per la viabilità rimangono, persistono. A inizio marzo una soluzione con la riapertura del tratto sicuramente arriverà, e poi ci sarà da ragionare sui tavoli per tutte le altre questioni. Filippo, da Pove del Grappa
è tutto, io ti restituisco la linea. Grazie ad Alex Giuliano, in collegamento in diretta da Pove del Grappa con la collaborazione tecnica di Alessandro Costacurta. Noi rimaniamo nel Bassanese per parlare di amministrazione della giustizia, del famoso Tribunale della Pedemontana. Da un anno il percorso per la sua apertura è partito, ma a quanto pare non è ancora arrivato. La brace cova ancora sotto la cenere di questo febbraio nebbioso e piovoso. La brace è quella del Tribunale di Bassano, che è ancora viva sotto la cenere di tanti mesi passati senza alcuna novità da parte del governo. Già, perché è passato più di un anno ormai da quel primo incoraggiante incontro che si è tenuto a Bassano per varare di nuovo la nave del Tribunale. Tanti sorrisi nel febbraio del 2023, tanta fiducia, tante belle parole seguite a ruota dalle attestazioni di fiducia da parte delle categorie produttive, economiche e professionali sull'importanza del polo bassanese. Insomma, le premesse per un iter veloce e indolore c'erano tutte e quando le istituzioni diedero come orizzonte temporale gli ormai celebri 6 mesi, molti si prepararono a festeggiare. Invece il progetto staziona con le 4 frecce a Roma da qualche tempo ormai. Qualcuno parla di tempi dilatati da altre necessità governative più impellenti, altri dicono che l'entusiasmo di qualche mese fa si è raffreddato. E tutti quelli che da mezza Italia guardavano il progetto di Bassano con fiducia, sperando che fosse davvero un pilota nazionale per altre riaperture molto attese, sono finora rimasti delusi. La speranza è per ora tenuta in vita dalle parole del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, che a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico al Bo ha confermato che la proposta di Bassano è fra le migliori all'attenzione del governo. Una disponibilità a valorizzare i progetti migliori. Tra questi progetti migliori c'è sicuramente quello della Pedemontana. Il sottosegretario parla di paletti, rispondendo implicitamente a quanti sostengono che la riapertura del Tribunale di Bassano possa andare a drenare risorse dal Palazzo di Giustizia di Vicenza. Ma già il guardasigilli Carlo Nordio aveva ribadito che il Tribunale della Pedemontana avrà risorse proprie. Ora non resta che aspettare la visita di Nordio a Bassano, magari prima che passino altri 12 mesi. Allora, tra pochissimo ci collegheremo con Palazzo Balbi per il punto stampa del Presidente della Regione Luca Zaia, che è verterà sul tema sanità. Nel frattempo ci spostiamo di qualche metro a Venezia per parlare di un problema che interessa la stazione ferroviaria. È sabato grasso e la folla che dalla stazione ferroviaria si riversa verso il centro di Venezia per uno degli appuntamenti più partecipati del Carnevale compie un piccolo slalom per evitare il cantiere che interessa la scalinata monumentale. Subito rilanciati nei social, i lavori iniziati a Santa Lucia in uno dei periodi di maggiore afflusso in città hanno creato a Ca' Farsetti un fronte bipartisan. Le consigliere comunali Cecilia Tonone e Deborah Unisto si sono dette sbigottite e preoccupate nel constatare come un lavoro di tale impatto sia avvenuto nella totale assenza di comunicazione. La cittadinanza non è stata informata, nessuno di noi consiglieri comunali, ma nemmeno gli uffici dell'amministrazione comunale sapevano nulla di questi lavori. Allora, in seguito ad indagini abbiamo scoperto che, secondo il committente, non era necessaria un'autorizzazione, un titolo edilizio da parte del comune. E questo può starci, ma io parlo di cortesia istituzionale, cortesia nei confronti della città che ti ospita. Cecilia Tonon di Venezia e Tua parla dai banchi dell'opposizione, Deborah Unisto di Forza Italia da quelli della maggioranza. Chiesto ai lavori pubblici, non erano stati informati, chiesto all'edilizia se c'era un titolo, come diceva la collega, non c'è, informata la polizia locale che ha detto noi non siamo stati informati e a mio modestissimo parere probabilmente in una città come questa, in questo periodo, forse l'intervento dei vigili era necessario. Unisto e Tonon pongono a grandi stazioni delle domande sia sullo stato della scalinata monumentale, viste le immagini di sventramento attraverso escavatore, sia sulla sicurezza del riversare il doppio dei passaggi sul piano di calpestio rimasto libero. Io in veste di Presidente della Quarta Commissione Lavori Pubblici ho intenzione di organizzare una commissione pregandoli di poter venire, perché se tutto è a posto credo che sia doveroso in una città come questa. Speriamo che ci siano risposte positive da chi può effettivamente spiegarci di cosa stiamo parlando, come verranno svolti i lavori e che ci dia rassicurazioni sulla sicurezza della viabilità per noi e per i nostri concittadini. E allora, come detto, dalla stazione ferroviaria ci spostiamo a Palazzo Balbi, sede della Giunta e della Presidenza della Regione Veneto, dove il Presidente Zaia sta tenendo il suo punto stampa. Sentiamo. Un aereo ambulanza
da Mombasa, atterrerà alle 19:30 in quel di Villafranca Verona, e quindi questo nostro cittadino che ha avuto questo incidente, voi sapete da tutta la vicenda, il 24 gennaio in Kenya, si è riusciti insomma a fare in modo che rientri. E voglio anche ringraziare Roberto Natali, l'ambasciatore, al quale ho sempre tenuto rapporti, ringraziare un po' tutti, anche i nostri della sanità, perché poi abbiamo tenuto contatti direttamente sia con i medici in Kenya, a Mombasa, si è interessato il professor Navalesi per parlare con l'intensivista di là, il dottor Rosi, perché a un certo punto, ovviamente noi abbiamo gestito tutto in maniera molto riservata, a un certo punto avevo preso la decisione di inviare al dottor Rosi per capire quale fosse la situazione, quindi anche il dottor Rosi si era interessato. Voi sapete come emergenza-urgenza. Detto tutto questo, il nostro concittadino Campagnari, Luca Campagnari, di 34 anni se non ricordo male, atterra oggi a Verona. Questa mattina l'ambasciatore mi ha messaggiato stamattina presto, era partito l'aereo, quindi strada non è brevissima, ma insomma arriverà per stasera. Detto questo, abbiamo 3 comunicazioni, ce n'è una, perdonatemi, importantissima perché parleremo di cardiopatie, poi del Carnevale di Malo ed infine del Broccoletto di Custozza, giusto? Perché viene da ridere? Il sindaco non te conti niente, questo parla sempre. Bene, e dopo comunque andremo per gradi, perché come si dice, i problemi vanno affrontati come il salame, una fetta alla volta. Allora, prima roba, invito qui a mio fianco, diciamo, la star della cardiochirurgia, il professor Gerosa, prego, lo accogliamo con un applauso perché se lo merita. L'assessore Lanzarin. Io vi dico solo per farla breve, posso dire un mostro sacro? Qui c'è la storia della cardiochirurgia, ma non veneta, non nazionale, internazionale. Il professor Gerosa è colui che ha impiantato un cuore da donatore deceduto, e è stato il primo cuore trapiantato in Italia, eravamo nel maggio del 2023, 14 maggio? 11 maggio, e devo dire che non è stata solo una grande operazione per salvare una vita, ma si è aperto un nuovo corso, no? E questo poi lo faremo dire al prof. Considerate che il Veneto già aveva diciamo, un primato, che è stato quello del primo trapianto di cuore in Italia nel 1985 del professor Gallucci, e quel cuore di Enrico Busnello che fu impiantato a Ilario Lazzari. Detto questo, a noi interessa dirvi che il 14 di questo mese, quindi fra 2 giorni, ci sarà la giornata delle cardiopatie. Le cardiopatie hanno un'incidenza non irrilevante nella popolazione, perché pensate, nei nuovi nati ne abbiamo circa 300 ogni anno in Veneto, sono diciamo, affetti da cardiopatie più o meno gravi, ma ci interessa dire che sulla popolazione è un'incidenza dell'8-10 per 1000. Detto questo, vi dico solo un dato, perché poi voglio veramente passare la parola al professor Gerosa, che è un dato che io non conoscevo: la mortalità a causa di cardiopatie è la maggiore tra i decessi, il 44%. Vuol dire che su 100 persone che muoiono, 44 muoiono per problemi al cuore, quindi in generale. Il professor Gerosa guida diciamo, un magic team, perché ormai è conosciuto a livello internazionale, ha un curriculum che parla da solo, però passo la parola al professor Gerosa, che è meglio. Grazie. Grazie Presidente, e intanto ringrazio per l'invito. Guardo Ciaci che mi sembra la persona più pericolosa qua dentro e quindi bisogna tenere un attimo d'occhio. Ringrazio per l'invito, e sì, è vero, la maggior causa di morte è legata alle patologie cardiovascolari, e quasi il 50% delle morti legate alle patologie cardiovascolari sono legate all'infarto miocardico. Sto portando al fatto che come sequela dell'infarto miocardico può esserci la cardiomiopatia dilatativa post-infartuale, che è una delle ragioni che portano allo scompenso cardiaco terminale, oltre alle cardiopatie congenite. In effetti Francesco, quello che è stato trapiantato con un cuore da donatore a cuore fermo, era affetto da una cardiopatia congenita, era stato operato già 2 volte precedentemente. E quindi il cuore è semplicemente una pompa, e quando cessa la sua funzione di pompa abbiamo poche possibilità terapeutiche, nel senso che dobbiamo sostituirla e quindi dobbiamo eseguire un trapianto di cuore. Però vi do dei numeri: in Italia ci sono circa
750-800 pazienti in lista d'attesa per un trapianto di cuore all'anno. Quanti trapianti di cuore riusciamo a fare? Quest'anno, il 2023 è stato un anno estremamente prolifico dal punto di vista del numero di trapianti eseguiti, perché sono stati fatti più di 300 trapianti di cuore, però diamo una risposta a circa il 40% dei pazienti che sono in lista di attesa per trapianto. Prima parlava il Presidente di un donatore a cuore fermo. Scusatemi, non voglio farvi una lezioncina, però devo chiarirvi le idee. Il concetto di morte è uno solo: si muore perché c'è la cessazione irreversibile delle funzioni cerebrali. Quindi che il cuore batta o non batta è ininfluente. La morte avviene perché c'è la cessazione irreversibile delle funzioni cerebrali. Poi abbiamo due criteri di constatazione della morte: un criterio neurologico, che è il classico donatore in morte cerebrale, e poi un criterio cardiologico, che vuol dire la registrazione di un elettrocardiogramma piatto per 20 minuti. In Italia è 20 minuti, nel mondo anglosassone può oscillare dai 2 minuti dall'Australia ai 5 minuti dell'Inghilterra. Anche quelli sono donatori a cuore fermo però. Allora, all'estero erano già stati eseguiti trapianti di cuore da donatore a cuore fermo, perché quei 2-5 minuti non erano ritenuti un tempo troppo lungo per non poter riuscire a recuperare la funzione cardiaca. In Italia si pensava che questo non fosse possibile farlo, proprio perché la morte cardiaca in Italia richiede un accertamento legato a una registrazione di un elettrocardiogramma piatto per almeno 20 minuti. Noi abbiamo un imperativo etico fondamentale, che è quello di garantire la sopravvivenza ai pazienti affetti da scompenso cardiaco terminale, e quindi pensavamo con il mio gruppo che quei 20 minuti potessero essere superati, e quindi l'abbiamo fatto, e devo dire che la soddisfazione più grossa, al di là di aver salvato la vita a una persona con quel trapianto, da quell'11 maggio sono stati eseguiti a Padova altri 4 trapianti del donatore cuore fermo, ma soprattutto in Italia ne sono stati eseguiti 17. Ecco, avete sentito queste importanti novità dal punto di vista della chirurgia. Eravamo in diretta da Palazzo Balbi al punto stampa del Presidente Luca Zaia. Noi però continuiamo a parlare di sanità spostandoci però a Padova. L'azienda ospedaliera ha annunciato che in un anno ci sono state oltre 300 assunzioni. Sono numeri che però non fotograferebbero la reale situazione secondo la versione della CGIL. Noi per maggiori chiarimenti ci colleghiamo in diretta con Federico Fusetti, che si trova per noi nella sede della CGIL di Padova, con Cristian Roque Allende per la parte tecnica. A te, Federico. Sì, grazie. Sei stato, Filippo, invece molto chiaro. Io posso chiarire un po' di più appoggiandomi al nostro ospite, ma insomma hai detto bene: 356 assunzioni fatte nel 2023 dall'azienda ospedaliera di Padova, però numeri che vanno un po' letti, vanno un po' interpretati, perché in realtà ovviamente anche la CGIL è contenta di queste assunzioni, però i conti non tornano proprio del tutto, perché fra dimissioni e altri aspetti che adesso il nostro ospite ci spiegherà, comunque si rimane con una carenza di oltre 100 persone, oltre 100 addetti, che vanno dai medici agli infermieri, ma penso anche al personale amministrativo. Allora chiediamo ad Alfredo Sbucafratta, che ci conferma che è contento delle assunzioni, sì. Però questi 122 uomini e donne che mancano perché? Allora, noi oggi diamo una lettura rispetto a quelli che sono i dati ufficiali di Azienda Ospedale Università di Padova, basandosi sul 31/12/2022 in rapporto col 31/12/2023. Noi dando questa lettura e sulla base dei dati anche pubblicati oggi, i 356 assunti in più in Azienda Ospedale Università di Padova sono da inserire all'interno di tutto il personale, quindi la totalità dei dipendenti, che parliamo infatti di circa 6.033 dipendenti più i 551 convenzionati. Ma i 122 solo per il comparto che mancano all'appello sono quelli che nel totale nel 2023, oltre alle assunzioni, si sono dimessi e sono andati in pensione. Infatti abbiamo un importante numero di personale che si è dimesso volontariamente perché in azienda ha deciso di cambiare lavoro, o addirittura proprio è andato un po' a un collaudo
collasso professionale di numeri e di ritmi che in azienda ospedaliera non erano più sostenibili. Infatti noi come Denuncia chiediamo attualmente di fare un'importante revisione e programmazione di quelli che sono i carichi di lavoro, con un adeguamento delle risorse presenti all'interno della pianta organica di tutte le unità operative rispetto a quelle che sono effettivamente i posti letto riconosciuti. E quindi c'è stato un importante numero di pensionamenti, di dimissioni volontarie e di mobilità in altre regioni e in altre ULSS, che sono state fatte, soprattutto quello delle dimissioni, da personale, dimissioni volontarie, soprattutto da personale che lavorava dall'azienda da circa 25-30 anni. Quindi un po' quelle che sono le colonne portanti dell'azienda ospedaliera di Padova hanno deciso di abbandonare la propria professione perché all'interno dell'azienda ospedaliera di Padova non si vedevano più riconosciuta la propria professione. E poi ci sono però anche dei dipendenti, diciamo così, che come ha detto lei, insomma, cambiano lavoro completamente, cioè non è che rimangano, ma cambiano completamente il lavoro. E poi graduatorie che da cui non si pesca, ma che sono lì presenti. Esatto, c'è l'effettiva presenza di disponibilità di graduatorie soprattutto per gli OSS e infermieri che avranno nei prossimi mesi la loro scadenza naturale e che allo stesso tempo però non vedono essere utilizzate nonostante in azienda ospedaliera ce ne sia tanta la necessità. E quindi scadute quelle graduatorie, tante delle persone che avranno vinto un concorso pubblico si troveranno tra virgolette a bocca asciutta perché non chiamati a un concorso a tempo indeterminato. Ultima cosa, la prima cosa che chiedete all'azienda ospedaliera di Padova qual è? Noi chiediamo all'azienda ospedaliera di Padova di attivare un tavolo presente, quindi costante, sulla dotazione organica, al fine di esaminare tutte quelle che sono le necessità e le problematiche presenti all'interno delle unità operative, in modo da poter adeguare realmente quel personale, che sia esso full time e part time, e che vada a rispecchiare una discussione non solo equilibrata sulle teste presenti all'interno dell'azienda, ma sulla qualità di offerta di servizi al cittadino, che il cittadino ogni giorno ne chiede la necessità. Grazie ad Alfredo Sbucafratta dalla sede della CGIL di Padova, vi ridò la linea. Filippo, a te un saluto anche da parte di Cristian Roccaied che è dietro la telecamera. Grazie Federico Fusetti, in collegamento da Padova. Noi torniamo a Venezia al punto stampa del presidente Zaia. Si sta parlando di trapianti di cuore, sta parlando Francesco, un trapiantato di cuore proprio a Padova. Era un po' titubante, poi ho detto, ah sì, sai che sono venuto a vederti? Sì, ho detto, però purtroppo io non c'ero con la testa e tutti gli infermieri mi dicevano che ero privilegiato perché è passato il presidente Zaia a salutarmi e il professore veniva a trovarmi in camera, però... Bisogna che aumentiamo i ticket. Però posso dire una cosa, che il paziente primo al mondo è sempre un paziente normale come tutti gli altri. Bravo. L'importante è riuscire a crescere e a dare la possibilità anche ad altre persone con il mio problema di arrivare al dunque. Io ho fatto già diversi convegni in giro con l'Avisaido, non dico di no, per il discorso della donazione, e quando parlo io tutti rimangono perché dicono per me è impossibile che tu ieri 9 mesi. Ieri, perciò diciamo è nato un bambino, 9 mesi, sono già un bel periodo, bisogna aspettare l'anno per la certezza, però intanto al momento tutto è libero. No, aggiungo solo una cosa che ha già detto Francesco, ringraziamo tutti coloro che hanno donato gli organi, perché se è possibile garantire la sopravvivenza ai pazienti affetti da scompenso cardiaco per quanto riguarda il cuore, comunque da insufficienza d'organo per quanto riguarda polmone, rene e fegato, questo lo dobbiamo naturalmente al fatto che qualcuno dona quegli organi, quindi riesce a trasformare un evento negativo che è il lutto, la morte, in un evento assolutamente positivo nel ridare la vita ad altre persone. Quindi pensateci, se non siete ancora donatori andate a iscrivervi alla lista. Facciamo chiudere l'assessore Lanzari.
Non ho molto da aggiungere, se non abbiamo già fatto una conferenza stampa sull'eccellenza del Veneto per quanto riguarda i trapianti, e se vi ricordate in quella conferenza stampa abbiamo sottolineato quanto il Veneto, i donatori e le persone che quindi quando vanno nelle anagrafi e dicono appunto con l'emissione della carta d'identità che vogliono essere donatori è molto superiore rispetto al resto d'Italia, quindi anche questo insomma denota un po' qual è la sensibilità del nostro territorio, della nostra regione. Avete sentito anche l'importanza del dono, delle donazioni, oltre naturalmente a la bravura di questa equipe di medici di cardiologia. Noi rimaniamo a parlare di Padova e della nuova questura in via Anelli, perché è stata affidata la gara di progettazione. Sarà un edificio da 12.000 metri, di cui si definiranno in collaborazione con il Ministero dell'Interno gli spazi, e sarà consegnato alla città, almeno la consegna è prevista nel 2029. Ecco un'immagine dell'edificio della nuova questura che sorgerà sulle ceneri dei palazzoni degradati del condominio Serenissime in via Anelli. Se la skyline di questo angolo tristemente noto alla cronaca nera della città da più di 3 anni è cambiato dopo l'abbattimento degli stabili verdi, con l'affidamento della progettazione alla F&M Ingegneria di Milano, che sarà sottoscritto lunedì dagli uffici comunali, si parte con la fase dello sviluppo di spazi. 2 gli edifici, 12.000 metri quadrati nel complesso, che saranno il perno della nuova questura, uno basso a forma organica destinato all'utenza, uno più alto destinato agli agenti. Tra i 2 edifici una piazza pedonale che sarà usata per la convivenza e aperta alla città. Adesso col questore, con tutti i suoi funzionari e col gruppo nostro verrà definita esattamente la questura, però è motivo di vanto perché era fuori una bellissima opera. Quello che abbiamo presentato sono linee guida. Adesso operativamente vengono definiti gli spazi, dove è la mensa, dove è la sala operativa, dove è questo, dove è l'altro. Abbiamo scelto il team di progettazione della nuova questura di Padova in via Anelli. È un team di grandi professionisti, non solo dal punto di vista architettonico ma anche dal punto di vista della realizzazione di un edificio che sarà un'immagine nuova di quel quartiere, ma sarà anche un edificio dall'impronta ecologica moderna, quindi un edificio sostenibile, un edificio molto funzionale, quindi il team da oggi inizia a lavorare, avrà un anno di tempo per una grande progettazione. Un progetto che il Comune Stazione Appaltante sta realizzando fianco a fianco con il Ministero dell'Interno. È un progetto, quindi non andiamo su un qualcosa di già realizzato e dove dobbiamo adattarci, ma dove appunto si terrà conto sia delle esigenze proprio dei poliziotti che vi lavorano, ma anche e soprattutto dell'utenza. Noi siamo uffici che abbiamo molteplici front office, quindi dall'ufficio passaporti, l'ufficio licenze, l'ufficio armi, l'ufficio immigrazione, quindi andremo anche a studiare quelle soluzioni che permettono di rendere al meglio il servizio ai cittadini. Completata la fase progettuale entro il 2025, la nuova questura sarà consegnata alla città nel 2029. Sono stati ripresi dalle telecamere della polizia scientifica e verranno tutti identificati i militanti di estrema destra, una decina in tutto, che hanno fatto il saluto romano sabato sera in occasione del corteo auto-organizzato in ricordo della tragedia delle Foibe. L'intera iniziativa si è svolta sotto sorveglianza dei poliziotti della Digos, della Questura di Padova. E ora parliamo di violenza giovanile, un problema che continua a preoccupare dopo l'ennesima rissa alla stazione delle Corriere di Treviso. Abbiamo ascoltato il presidente di MOM Giacomo Colladon, mai vista una violenza così in 40 anni, ci ha detto oramai gli episodi sono quotidiani. Ancora un'aggressione alla stazione delle Corriere. Sono minorenni i ragazzi che sabato pomeriggio hanno preso a botte un 54enne tunisino. I 2 giovani, tra cui uno di origine kosovara, sono stati protagonisti di un'accesa discussione con l'uomo, poi degenerata nella violenza. Il minorenne kosovaro si è scagliato contro il 54enne con pugni che solo i militari dell'esercito impegnati nelle vicinanze nell'operazione Strade Sicure sono riusciti a fermare. Sul posto anche i carabinieri allertati da un passante che suo malgrado ha assistito alla scena.
Si tratta dell'ennesimo caso di aggressione nella zona dell'autostazione. Solo venerdì la rapina ai danni di un ragazzino assalito da alcuni coetanei che avevano preso di mira le sue cuffie e il suo cellulare. Da chiarire se nell'aggressione il gruppo avesse estratto anche un coltello per derubare il ragazzo. Violenza che non si placa nella zona dell'autostazione. La rabbia e l'esasperazione del presidente MOM Giacomo Colladon. Sono episodi che interessano relativamente il trasporto pubblico, succedono nell'autostazione e quindi questo è un fatto, però succedono anche perché ci sono dei deficienti in giro, ma molti deficienti che non capiscono e che fanno solo dei disastri. Ormai nel trasporto pubblico credo di avere un'esperienza che supera i 40 anni abbondantemente. Io i fatti di questo tipo e quelli che stanno succedendo negli ultimi anni, soprattutto nell'ultimo anno, non ho mai visti. Mai visti una roba del genere. Partiti da questa settimana i controlli dei vigilantes che MOM ha deciso di impiegare sulle linee di autobus maggiormente attenzionate per episodi di violenza e aggressioni al personale e i presidi dei carabinieri nelle stazioni dei bus di Treviso e della città di provincia in cui più spesso si concentrano i giovani. Come azienda abbiamo messo in campo le nostre guardie giurate, abbiamo fatto anche un programma di intervento con i carabinieri che sta dando i suoi frutti. Ovviamente non possiamo essere in tutti i posti in ogni momento 24 ore su 24. La mia preoccupazione è quella dell'ordine pubblico, di mettere in sicurezza i nostri dipendenti, che sono frontline, gli autisti, i verificatori e gli utenti che usano il mezzo pubblico. Le possibili soluzioni per garantire maggiore sicurezza sono state messe in campo, fa sapere Colladon, ma non ci si riesce a spiegare un'escalation di violenza di questo tipo. No, veramente non riesco a capire il susseguirsi di questi episodi che sono ormai periodici, giornalieri e quindi vanno fortemente condannati. Da parte mia dico basta perché non se ne può più, sta gente qua dovrebbe essere messa su un posto sicuro e basta, fine, perché insomma non si può più tollerare che ogni giorno succeda queste cose, che io metto a repentaglio anche la sicurezza dei dipendenti, degli artisti, la sicurezza dei verificatori. Ognuno che chiede il titolo di viaggio è un pericolo in questo momento, è un fatto che non può accadere. Come avete sentito, una situazione davvero molto, molto seria. Edi Caliman si è recata proprio alla stazione del Corriere di Treviso per parlare con le persone, soprattutto i ragazzi che quell'area, quella zona la frequentano quotidianamente, e non sono pochi coloro che loro malgrado hanno assistito ad episodi di violenza. Sono scesa dall'autobus per prendere una coincidenza e subito dopo qui in stazione c'era una rissa e quindi sono andata via per quella zona là in modo da farmi venire a prendere perché non volevo aspettare l'autobus da sola. È il racconto di una dei tanti giovani che si trovano ormai troppo spesso ad assistere a scene di aggressioni verbali e risse tra coetanei che fanno percepire la zona della stazione come poco sicura. E la testimonianza non è l'unica. Parlando con i ragazzi è facile trovare chi si è trovato ad assistere a episodi simili. C'erano questi due ragazzi che hanno iniziato a spintonarsi, sono andati avanti per un quarto d'orino più o meno e poi sono andati via. Fenomeno che preoccupa anche gli stessi ragazzi. Sinceramente mi sento molto insicura a stare anche in stazione da sola perché frequento molto questa zona, soprattutto dopo scuola, e il sabato sera è penso il momento peggiore e con il buio soprattutto non mi fido a stare da sola in stazione. Secondo me non ci sono motivi validi per queste risse, però preoccupano. Da quello che ho visto di queste risse di solito sembra che sono comunque sempre conoscenti e quindi più una cosa tra virgolette tra amici del non miglior gruppo di amici. Sicuramente non è troppo un bell'ambiente da vedere. Ci sto poco, però c'è della gente un po' strana, magari certe ragazze da sole potrebbero sentirsi insicuri. Più che altro ho paura magari per le mie amiche che devono girare da sole, quindi di solito cerco di evitare. Dipende dai giorni, perché di solito il sabato pieno di polizia. Ieri non c'ero perché ho preferito non venire, perché sapevo di questa rissa. Quando c'è tanta gente è più sicuro. E invece la sera, quando c'è pochissima gente, non si sa mai. Se continua così è meglio
essere un po' più tranquilli con polizia e forze dell'ordine. Noi ci fermiamo per un istante e ci rivediamo tra pochissimo. Bentrovati nuovamente in diretta con Focus TG. Apriamo nuovamente una finestra su Palazzo Balbi perché vediamo che Luca Zaia è in compagnia dell'attrice Manuela Arcuri. Credo che si stia parlando del Carnevale di Malo. No, in questo momento è appena finita la presentazione. Tra poco ci ricollegheremo allora per altre comunicazioni da parte del Presidente. Intanto parliamo però dell'allarme fondi paritari in Veneto. È stato lanciato dalla Presidente di FISM Treviso, Simonetta Rubinato. La maggior parte dei fondi andranno alle regioni del Sud. Effetto LEP, livelli essenziali di prestazioni. Ne abbiamo sentito parlare in queste ultime settimane in relazione all'autonomia differenziata. Ora, con i fondi per gli asili nido, arriva la prima attuazione pratica di distribuzione in base ai costi standard e per il Veneto è una mazzata, in primis per la costruzione di nuove strutture per aumentare i posti. L'obiettivo europeo è quello di arrivare al 33%. In Veneto la copertura è in media al 28%, con la maggior parte dei nidi che sono del privato sociale, di fronte a coperture assai inferiori di altre regioni, soprattutto al sud del paese. A lanciare l'allarme è Simonetta Rubinato, presidente di FISM Treviso. Se, spiega Rubinato, per certi versi è anche giusto che i fondi per realizzare le strutture vadano laddove queste strutture non ci sono, altro discorso è quello per i costi di gestione. Per cui non capisco perché ci siano quelli che non hanno costruito i posti, che riceveranno a regime centinaia di milioni per la gestione ogni anno, consentendo alle famiglie di pagare rette irrisorie. Mentre chi ha già preparato i posti dovrà continuare a gestirli scaricando sulle famiglie la retta, salvo il bonus nido. Ecco quindi che alla fine, come già avvenuto su altri fronti dei fondi PNRR, i virtuosi vengono penalizzati. Ora la mia domanda è: lo Stato sta dando 7.660 euro a bambino, 7.000, che è di più di quello che noi è il costo intero, più i 1.500 euro di bonus ci mette lo Stato, quindi 9.200 euro per un posto lungo la penisola laddove non ce ne sono. Qua arrivano pochissime di queste risorse, la metà di quello che dovrebbe essere, ma alla fine il problema non è una discriminazione tra famiglie, tra chi potrà godere di un abbattimento delle rette e chi no. Emblematico il caso di Valdobbiade, ne cita Rubinato, che ha un nido comunale e non riceverà €1. Di qui la richiesta di far sì che i soldi destinati dallo Stato al Veneto, pur inferiori a quelli di altre regioni, siano almeno distribuiti da chi conosce il territorio, e cioè la regione. Almeno quel 5% che arriva, che a regime, cioè nel 2027, saranno 50-55 milioni. Diamoli a chi conosce il territorio, cioè la regione, che faccia una ripartizione equa tra tutti, in modo che questi soldini siano un beneficio per tutte le famiglie e non solo per coloro che hanno la fortuna, pensi un po' lei, di stare in un comune che non ha costruito e non ha i nidi. Sono ancora giornate di maltempo queste in Veneto, anche se tra poco la pioggia dovrebbe lasciare il spazio a temperature più primaverili. Per il momento comunque continua a fare ancora molto freddo e si tratta di un problema la notte per i senzatetto. Vediamo come si sta affrontando il problema a Vicenza. Per chi è senza fissa dimora, il freddo di questi mesi non è un'opzione, bensì un'emergenza, soprattutto quando le temperature arrivano sotto lo zero. Da anni comuni e associazioni sono impegnati per intercettare e aiutare chi vive in strada, aprendo le porte sempre con maggior costanza delle strutture adeguate. Noi continuiamo a adibire la struttura di Via Giordano ad una struttura per persone che sono non solo prive di dimora, anche prive di residenza. Sono circa 70 le persone che oggi ospitiamo tutti i giorni. È un servizio che non apre più a novembre e chiude ad aprile, ma da agosto 23 rimarrà aperto 365 giorni all'anno. Ma una struttura, quella di Via Giordano, cuore dell'accoglienza, che presto verrà demolita.
Per i lavori della TAV la struttura di via Giordano verrà demolita, quindi entro il 31/12 di quest'anno dovremo lasciarla libera, motivo per il quale abbiamo pubblicato un avviso dove stiamo cercando entro il 1° di marzo un immobile all'interno del nostro territorio, circa 1300 metri quadri che possiamo appunto adibire proprio a servizi per persone che sono prive di dimora. E mentre il Comune cerca un nuovo albergo cittadino, i numeri degli attuali senza tetto in città sembrano diminuire. Da luglio 22 che più o meno nel nostro centro, le zone periferiche, erano circa una cinquantina le persone che dormivano in strada, ad oggi averne tra le 15 e le 20 persone. Stiamo cercando appunto in tutti i modi di poter agganciare queste persone, capire da dove provengono, capire perché sono in strada e poterle anche aiutare. L'obiettivo non è solamente quello di dargli un letto, una stanza, un posto caldo dove passare la notte, ma è l'obiettivo anche quello di rimetterli in un percorso di propria autonomia. Adesso parliamo di economia. Tra le voci che sono fortemente positive nell'agricoltura, la produzione del prosecco, eppure oltre che dall'estero questo prodotto deve fare i conti anche con la concorrenza che arriva da casa. Dal nord Italia fino alla Sicilia, qualsiasi regione, qualsiasi territorio al giorno d'oggi intende produrre il prosecco del proprio territorio. È un messaggio che è assolutamente sbagliato. Altro che concorrenza sleale estera, sul prosecco oramai è una guerra in casa Italia. È questa la situazione denunciata dal presidente della DOC Stefano Zanette, che col direttore Luca Giavi sono il motore della denominazione più richiesta e consumata al mondo. 616 milioni di bottiglie vendute nel 2023 per un mondo prosecco con le 2 di OCG che sta sfiorando il 1 miliardo di bottiglie prodotte. Un'enormità confrontando lo storico competitor, ovvero lo champagne, che è chiuso il 2023 con 305 milioni di bottiglie vendute. La verità, ci racconta Zanette, è che oramai prosecco è diventato sinonimo di bollicine. Pensiamo semplicemente che il termine prosecco è diventato un brand internazionale e che sotto il nome prosecco si cela qualsiasi tipo di bollicina. Così, regione o paese che vai, prosecco indigeno che trovi, al punto che qualcuno avrebbe bevuto champagne spacciato per prosecco, oppure che in Inghilterra la DOC è dovuta ricorrere ad una campagna di manifesti nelle maggiori città per spiegare che il prosecco non può essere il vino bianco frizzante spinato o in lattina. Una battaglia continua a difesa della denominazione prosecco, che significa mantenere adeguato il compenso ai produttori, ma soprattutto garantirne la qualità. Ma è proprio quello che viene in modo scorretto utilizzato e proposto molto spesso anche nella ristorazione italiana, prodotto alternativo al prosecco. Il prosecco è frutto di un territorio identificabile con la fascetta, e questo è quello che dovremmo fare capire al consumatore. Se si vuole un prodotto tutelato, controllato dal vigneto fino a quando viene versato nel calice, dobbiamo andare sul prosecco. E infine il messaggio che parte dalla DOC del prosecco, rivolto a tutti i produttori esteri e agli italiani che non rientrano nei territori della denominazione, ma anche esteso ai consumatori, è questo. Tutti possono produrre degli spumanti, dei vini frizzanti, ma il prosecco è uno solo. Nonostante la pioggia, migliaia di persone ieri a Padova hanno assistito in Prato della Valle alla sfilata dei carri mascherati. Circa in 10.000 hanno preso parte all'evento condizionato dal maltempo e dalla pioggia, che però non ha rovinato lo spettacolo. Dopo la sfilata, una giuria composta da membri dell'amministrazione comunale ed esperti di carri allegorici come i mastri carristi della festa dell'uva di Vo hanno votato la creazione più bella. Premiati con la gallina d'oro il gruppo di Gran Torto Regaliamo un sorriso con il carro chiamato Luci e Ombre. Valle a Venezia intanto è tempo anche dei primi bilanci da parte dell'associazione Albergatori su quelle che sono state le presenze in questo carnevale.
Primo bilancio di carnevale con gli albergatori veneziani. L'andamento della kermesse sta andando come era nella logica delle previsioni. La data di quest'anno, troppo a ridosso delle festività natalizie, ha comportato sicuramente meno presenze, soprattutto durante la settimana, rispetto a quando la kermesse arriva più avanti. Il direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori guarda comunque al bicchiere mezzo pieno. Un carnevale che giunge basso e quindi inevitabilmente vive di periodi felici e di periodi non felici. I periodi felici sono i weekend, naturalmente, dove abbiamo avuto dei tassi di occupazione fino all'85% nel primo weekend, e ora nel prossimo, che chiude il carnevale, tra l'85-90%. Durante la settimana invece i tassi di occupazione sono stati più bassi, complice le temperature, complici il maltempo, complici l'inevitabile carnevale basso. Quando un carnevale giunge a gennaio è inevitabilmente meno attrattivo rispetto a un carnevale che giunge quando già le temperature sono più elevate, verso fine febbraio. Un buon avvio di stagione. Una soddisfazione da parte degli albergatori al 50%, perché da un lato i weekend si è rispettata la grande affluenza nella città di Venezia, mentre invece meno felici per quanto riguarda il periodo infrasettimanale. Comunque è un buon inizio di stagione, perché abbiamo visto che la gente ha ancora voglia di venire a Venezia, ha voglia di spendere, ha voglia di visitare la nostra città, e quindi è molto probabile che il 2024 ripeta i risultati positivi di questo inizio anno e della fine dell'anno scorso. Questa dunque è la situazione a Venezia. Noi rimaniamo a Venezia, però in diretta torniamo a collegarci con Palazzo Balbi, dove Luca Zaia sta rispondendo alle domande dei giornalisti. Sentiamo. Una notizia, Ada, e devo dire che ci sono tutti i presupposti per dire che la grandinata, o meglio quei 15 giorni o anche di più, perché abbiamo veramente avuto un susseguirsi di guai, è una delle azioni più devastanti che ha subito il territorio, come capillarità e anche come ammontare di danni. Vi ricordo che i danni sommari calcolati, che voi avete riportato già durante l'estate, erano di circa oltre 1,2 miliardi. E quindi immagino che poi al consuntivo, per carità è vero che ci sono anche molti che erano assicurati eccetera, però comunque la mole del danno è stata una mole importante. L'ultima domanda per quanto mi riguarda il Presidente è sulla polemica della manifestazione che c'è stata sabato scorso a Venezia davanti al Palazzo della Regione, gli ambientalisti contro l'Olimpiadi e questo poster che raffigurava appunto Milano Cortina che è stato imbrattato. Il capogruppo della sua lista ha chiesto al Partito Democratico di prendere le distanze da quanto avvenuto. Voi potesse anche lei chiedere di prendere le distanze. Guarda, io come sapete non faccio polemica, penso che la protesta sia sale della democrazia, ci mancherebbe. Sublimazione della democrazia, però è pur vero che deve essere fatta rispettando una regola. La tua libertà finisce dove inizia la mia, soprattutto rispettando le regole, le leggi e non fare danni, perché sarà anche una roba da poco, come ho letto, ha detto qualcuno, ma comunque qualcuno dovrà essere pagato per andare poi a modificare un tabellone, e qui delle spese ci sono. E allora o condanniamo sempre o non condanniamo mai, basta che mettersi d'accordo. Prego. Presidente, che effetto ne ha fatto vedere sul manifesto del manifesto olimpico la sua viso? Se devo essere sincero, ho visto una foto dei giornali, ma ce ne ho viste di peggio, cioè, molto di peggio. Prego. Basta ragazzi? Prego. Buongiorno, allora ciao. Ci diranno, ma non ne parliamo adesso, è presto, però bravo. Comincia, no, ci ascolto, anche se siamo sul fondo. Il tema degli europei evidentemente è sempre più pressante, seriamente ci sta pensando? In che senso? Ad accettare la proposta informale? Allora, a me nessuno ha fatto proposta. 1, 2, non ci sto pensando. E se lo proponessero? Prego? E se invece arrivasse la richiesta? Se domani piove? Dai, andiamo a fare una domanda con sé. Dai, grazie. Martina, basta. Argomento esaurito. Da una capitale all'altra, cioè da Bruxelles a Roma, lei esclude un suo futuro romano oggi? C'è già uno di romano. Vieni in Roma, dai. No, come se adesso cerco uno.
rischia tutto questo. No, guardate, io ve l'ho già detto altre volte, ogni volta che c'è un'elezione io sono potenzialmente candidato. Ho avuto candidature alla Commissione europea, alla Presidenza del Consiglio europeo, alla Presidenza del Consiglio italiano, a ministeri vari, altre robe, però oggettivamente sono tutte, come si può dire, suggestioni, ecco, definiamo, sono suggestioni. Io sono concentrato sul lavoro che sto facendo qui. Abbiamo le Olimpiadi, fra l'altro il 20, 21 e 22 ci sarà la commissione del Comitato Olimpico Internazionale qui a Venezia, ufficiale, e quindi questo ve lo annuncio, e sarà il 20, 21 e 22 di febbraio, una roba grossa perché comunque sono 3 giorni con plenarie e tutto, ma squisitamente tecnica, quindi verranno a fare i sopralluoghi, eccetera. Le Olimpiadi danno una visibilità con 3 miliardi e mezzo di cittadini al mondo che la vedranno. Sì. E faranno 3 giorni e le Olimpiadi sono una grandissima iniziativa. Poi abbiamo l'autonomia, vi ricordo che il 18 di marzo in via teorica dovremo avere l'autonomia che entra come discussione alla Camera, è già stata approvata al Senato. E poi ci sono moltissime altre iniziative, pensate solo all'edilizia ospedaliera, gli interventi, il Policlinico Universitario di Padova, cioè noi lavoriamo tutti i giorni su questi dossier. Anche questa mattina abbiamo avuto una riunione di più di un'ora con l'assessore Lanzarin e il dottore Anichiarico e poi molte altre attività. Altro? Questo dunque Luca Zaia in diretta da Palazzo Balbi, sede della Presidenza della Regione Veneto a Venezia. Noi ci fermiamo per un istante, ci rivediamo tra pochissimo. Bentornati con Focus TG in diretta. Questa mattina vi abbiamo anche raccontato i problemi di violenza giovanile nel Trevigiano. Purtroppo si tratta di un fenomeno che si verifica un po' dappertutto, però vi vogliamo anche raccontare l'iniziativa organizzata dalla Diocesi di Treviso, attraverso la quale 150 ragazzi delle superiori hanno passato un fine settimana nelle strutture di volontariato del territorio accanto a malati, anziani e persone con handicap. È proprio un'iniziativa contro il disagio giovanile. Vediamo. Non è con violenza che si vince la violenza, non è con abbandono che si vince l'abbandono. 150 ragazzi tra i 15 e i 18 anni, quelli che hanno partecipato al progetto Mi Illumino d'Impegno, un weekend di servizio e formazione ideato dall'Ufficio per la Pastorale Giovanile della Diocesi. Per offrire ai ragazzi la possibilità di offrire quello che hanno nel cuore. E il servizio probabilmente è una di quelle strade che riesce a intercettare le loro energie positive, trasformandole per il bene degli altri e per arricchire la propria persona, la propria vita. Sono state 30 le strutture che anche grazie alla collaborazione di Caritas i ragazzi hanno potuto visitare, in cui hanno trascorso del tempo con le persone fragili, mettendosi al loro servizio. Una luce buona quella vista dagli operatori e volontari nei ragazzi, in un momento in cui invece se ne parla troppo spesso in termini negativi. Ci sono dei bei segni di speranza, dobbiamo credere che la cura è possibile, dobbiamo credere che la pace è possibile, dobbiamo credere che questi nostri giovani ci porteranno tanta gioia, tanto amore e tanta giustizia anche. Cosa hai imparato? Cioè che alla fine anche chi ha delle difficoltà, alla fine erano felici queste persone, quindi anche se si hanno delle difficoltà, alla fine si sorride sempre alla vita. Vedere con i miei occhi le realtà diverse dalla nostra e di aprire, diciamo, i confini, la bolla che ci siamo creati di perfezione. È bello poter vedere come queste persone ti piazzano davanti le proprie fragilità e è anche un po' di stimolo per imparare a farlo, essere tutti un po' più veri, genuini. Mi ha insegnato il senso non del dovere ma del poter fare di più, dei piccoli gesti, dell'andare incontro all'altro. Il progetto si è concluso con la messa al Duomo di Treviso celebrata dal Vescovo Tomasi, che in occasione della giornata del malato ha voluto sottolineare l'importanza del prendersi cura. Deve diventare la giornata tutti i giorni, oggi e domani e fino al prossimo 11 febbraio, affinché non ci sia nessuno lasciato da solo, nessuno che non abbia nessun altro che si prende cura di lui. Partirà invece dalla casa circondariale di Vicenza il progetto Musica nelle carceri, un'iniziativa che poi sarà estesa anche alle carceri di Treviso e Rovigo.
portare la musica nelle carceri come messaggio di speranza e integrazione. A farlo sarà lui, Luca Lapo. Prima tappa del progetto, lunedì 12 febbraio, al carcere San Pio X di Vicenza, un incontro con i detenuti che vedrà salire in cattedra, anzi in console, l'ex DJ. Partiamo da Vicenza con una start-up, è una prova, dove abbiamo già ottenuto riscontro, interesse dei detenuti che sono interessati, è quella di insegnare l'arte del mixaggio come DJ, perché io ho fatto in passato, diciamo nel 2009, un tentativo di Guinness World Record, 67 ore di musica non stop, e sono anche riconosciuto come il DJ più piccolo del mondo in quanto sono alto circa 1 metro. No? Un passato da DJ, quello di Luca Lapo, un presente nella politica e nel sociale, un progetto itinerante in attesa del patrocinio del Ministero della Giustizia che coinvolgerà nei prossimi mesi anche le carceri di Treviso e Rovigo con l'intento di veicolare un messaggio importante. Far capire alle persone tipo il disagio sociale, l'emarginazione, come può avere sia un detenuto che un disabile, in quanto nella società a volte siamo emarginati perché per la credibilità. Un detenuto è emarginato socialmente perché magari dicono questo è uscito dal carcere, può cadere un'altra volta in tentazione da in galera ancora, non ci fidiamo di questa persona. Come un disabile è giudicato per come viene visto, non per come è in grado di fare la propria attività lavorativa. Un progetto che porta con sé un messaggio non solo per i detenuti ma per tutta la società. E questo messaggio di questo progetto è quello di far capire alle persone che siamo tutti uguali ma tutti diversi, cioè c'è quello più alto, quello più basso, quello più largo, quello più magro, però abbiamo un modo di pensare in maniera diversa, però alla fine tutti noi dobbiamo avere gli stessi diritti e doveri, non solo i doveri, perché tante volte si rispecchiano molto di più i doveri. Bibbia, Corano e patriarcato. Alla Fondazione Pirani Cremona di Bassano del Grappa, due esperte hanno spiegato come una società maschilista abbia strumentalizzato i messaggi religiosi. È vero che Bibbia e Corano sono funzionali al patriarcato? Secondo una precisa disamina delle due studiose ricercatrici Nibras Breies e Nausicaa Marchiori pare proprio di no, andando però a confermare quanto il patriarcato ancora oggi, in questo 2024, sia fortemente radicato anche nel nostro paese, frutto di una strumentalizzazione e manipolazione dei fondamenti delle due religioni da parte di una società maschilista. Un esempio su tutti, la differenza di remunerazione, donne pagate molto meno dei colleghi uomini a pari livello, che pone l'Italia tra i fanalini di coda dell'Europa intera. In un incontro organizzato dalla Fondazione Pirani Cremona, le due esperte hanno parlato dell'importanza della conoscenza, soprattutto per le giovani generazioni, per riuscire ad abbattere quella che è una vera piaga della società contemporanea, che nulla a che vedere con i messaggi di parità e rispetto scritti in Bibbia e Corano. Avere una cultura religiosa di base, avere gli strumenti per distinguere qual è il messaggio religioso e quali sono invece le tradizioni patriarcali maschiliste che non hanno nulla a che fare con la religione è qualcosa di fondamentale. Fa comodo a volte far finta di niente e magari strumentalizzare alcuni passaggi di Bibbia o di Corano. Sì, si dice sempre che il testo senza il suo contesto diventa un pretesto per dire qualsiasi cosa che in realtà possa essere comodo per noi. Conoscenza, confronto, uguaglianza, rispetto e, usando la metafora di una delle organizzatrici dell'evento, pensiamo alla vita come un fiume che scorre, noi siamo sulle due sponde del fiume, il fiume ci separa e allora possiamo tentare di portare l'altro, quello che sta dall'altra parte, nella nostra riva e quindi assimilarlo a noi, fagocitarlo in qualche modo, negarlo, oppure possiamo gettare dei ponti e quindi mantenere la distanza, valorizzarla e però nello stesso tempo incontrarci e confrontarci. Il cuore della solidarietà batte forte sulle vette delle Dolomiti. Il rifugio Gorza ad Arabba ha ospitato la consegna di 4 carrozzine per disabili ad altrettanti rifugi presenti nel comprensorio di Arabba Marmolada da parte degli organizzatori di Camminare per la Vita guidati dall'ex campionessa Deborah Compagnoni. Da Treviso
Deciso ad Araba con un'iniziativa di solidarietà e libertà, consegnate 4 carrozzine ed un monorelli per disabili al comprensorio sciistico Araba Marmolada. Gli organizzatori di Camminare per la Vita, guidati dall'ex campionessa Deborah Compagnoni, sono tornati sulle Dolomiti con questa nuova donazione che vuole contribuire a portare anche in montagna i valori di Camminare per la Vita, la passeggiata evento che si svolge a Treviso nel mese di settembre. Un progetto importante che consente alle persone con disabilità motoria non solo di sciare ma anche di poter accedere ai rifugi e a tutti i servizi, riuscendo così a trascorrere una giornata sulla neve come tutti gli altri. Sono 5 ausili in tutto che consentiranno alle persone con difficoltà motorie di poter accedere a tutte le strutture poste sia di risalita e poste lungo le piste da sci, quindi poter sciare in libertà, accedere alla struttura ricettizia una volta tolto la scocca e il monosci, poter accedere ai servizi igienici, banalmente al bar, poter bere un caffè al caldo senza bisogno di alcun altro aiuto. Un progetto fortemente voluto da Deborah Compagnoni che con Camminare per la Vita, dopo tante iniziative dedicate a progetti di assistenza, cura e ricerca in ambito pediatrico, ha deciso di puntare anche su questo nuovo progetto. I nostri obiettivi da sempre è quello di aiutare e curare i bambini nelle malattie difficili, nelle malattie oncologiche e siamo sempre rimasti in ambito pediatrico, nella cura e nella ricerca. Questo è un progetto nuovo che abbiamo veramente voluto perché comunque Sciare per la Vita, che è l'associazione che è a capo anche di Camminare per la Vita, parla di sci. Il nostro sogno è di portarlo comunque a conoscere il più possibile, ma anche portarlo verso Cortina dove ci saranno le prossime Paralimpiadi e noi siamo i promotori di questo. Commozione nelle parole di Carlo Costa, storico maestro di sci ad Araba per 40 anni, fino all'incidente che lo ha costretto in carrozzina nel 2011. Dopo il primo anno che è stato durissimo accettare la disabilità, gestirla anche, è stata durissima e ho voluto incominciare a sciare anch'io. Però il problema era che poi mi sono battuto di qua di là perché non c'era la possibilità di fare il trasbordo dalle piste all'impianto, oppure no. Adesso che ho visto qua mi sono venute le lacrime. Meraviglioso. No, sono scappate le lacrime perché dico guarda, finalmente qualcuno ha pensato che i disabili. Il 4 maggio Padova tenterà di scrivere il suo nome nel Guinness dei primati. Vediamo come. Il record mondiale è dell'Australia, ma Padova vuole scrivere il suo nome nel Guinness dei primati. Parliamo del più grande raduno di centenari del mondo, in programma il 4 maggio al complesso Civitas Vite, nel quartiere Mandria di Padova. Una grande festa alla quale saranno invitati i 1570 centenari censiti nei comuni del Veneto, di cui 98 nel capoluogo padovano. A Brisbane sono state raccolte nello stesso luogo 46 persone con più di 100 anni. A Padova si vuole superare questo numero. Noi pensiamo di fare di meglio un po' per la natura della nostra attività, un po' per la natura del nostro territorio, che è il territorio del Veneto, cui abbiamo pensato di allargare questo messaggio. Una grande festa che diventa anche messaggio di vita e di speranza per le future generazioni. Il 4 maggio verrà piantato un ulivo di 100 anni per testimoniare la forza e il significato della vita. Vogliamo renderli protagonisti e raccontarli alla comunità veneta, per cui abbiamo chiamato alle armi, abbiamo fatto un appello a tutto il Veneto che devo dire ha risposto in maniera molto completa. Il testimonial sarà Walter Visentin, 103 anni di forza e passione. Il 13 e 14 luglio 1936, insieme all'amico Severino Casara, scalò per primo lo spigolo nord-ovest del Pelmo, che dovette attendere fino al 1973 per vedere un bis di quell'impresa. E con questo per ora è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.